ARPA va comunicato sostanzialmente che non risultano valori particolari o particolarmente fuori dai range e quindi per fortuna l'incendio ha riguardato semplicemente quel perimetro e nulla che ha a che fare con altri tipi di rischio, quello chimico, quello industriale. Le attività di monitoraggio ambientale da parte dei tecnici ARPAV dopo il secondo incendio a distanza di 24 ore dal primo, sempre al terminal di Fusina in via dei Sali al Molo A della Multiservice, al fine di valutare se la concentrazione dei fumi fosse carica di particolato pesante e ossidi metallici, dopo l'alta e densa nube nera visibile da diversi chilometri di distanza prodotta dal rogo di cumuli di rifiuti e rottami ferrosi ed elettrici. E stanno verificando adesso le motivazioni per cui c'è stato questo innesco, verosimilmente l'alta temperatura, qualche materiale, insomma forse una scintilla durante la movimentazione, non spetta a me dirlo e sarà poi ovviamente chi dovrà accertare le motivazioni. La raccomandazione precauzionale ai cittadini di protezione civile comune di chiudere le finestre diramate inizialmente in serata alle 20:45 attraverso i canali social e il sito internet del comune in accordo con vigili del fuoco e prefettura è cessata definitivamente nella mattinata verso le 9:45. Complessivamente hanno operato 20 unità dei vigili del fuoco provenienti da Mestre e Cavarzere, supportate da motobarche, rimorchiatori, l'elicottero del 115, l'autorità portuale e la polizia di frontiera. Situazione ora sotto controllo, sebbene con le ultime attività di bonifica ancora in corso. Abbiamo chiamato il nostro reparto droni che effettuerà attraverso dei sorvoli del materiale, visto che l'estensione comunque è ampia, ha dotato di una termocamera che è in grado di leggere le temperature localizzate nei vari cumuli e quindi ci potrà permettere di identificare qualora vi siano riscaldamenti localizzati e andare a separare il materiale e andarlo a raffreddare. A spegnere le polemiche sul mancato utilizzo delle sirene il capo della protezione civile, chiarendo che il sistema di allertamento acustico non è scattato poiché lo scenario non rientrava nei protocolli vigenti per il rischio chimico industriale classico delle industrie. Il sistema non sarebbe comunque entrato in funzione perché il suo utilizzo è previsto esclusivamente in caso di incidente industriale che coinvolga un'azienda Seveso, ovvero quelle aziende che detengono molto importanti quantitativi di sostanze pericolose, e non è assolutamente il caso che si è verificato questa notte. Il sindaco Venturini è al lavoro per valutare un potenziamento dei canali informativi alla cittadinanza per coprire tempestivamente anche emergenze logistiche o portuali di questo tipo.